Ora gli dai il calcio di rigore, ma Remma screpolaccia a tutti sti fiorentinacci. Sti grulli. C'è tutta la partita, possono fare pure quello, ma c'è una partita intera. Sì, vabbè, aspetta, buono, ancora dobbiamo tirare. Speriamo me l'ha detto uguale. Tanto lo pare, chi è Pulgar lo sbaglia. Lo sbaglia Pulgar. Seccia, ciucciarino. Tocco uno c'è lui, ciucciarino, tocco uno c'è. Non vediamo ciucciarino. Non vediamo ciucciarino. Ricordate che il portiere non ha ancora tirato. Tanto se ti serve a Luca ha fatto quello. Speriamo che no. centrale per Eric Bulgaro, minuto 9. Madonna. Cioè, sto toccando cornici. Parte Bulgaro. La fa mucca chi te muore. Ho fatto quello. Bulgaro c'ha Bulgaro. Non è una gran partenza, eh? No, no. Dai! Ma anche Mertens a volte. Dai! Vai! Ma no, vai, gol! Gol! Va fa mocca, pigliate sta bistecca. E chi dà muore. Vai! Vai, Chris, vai! Io, Cinuzza! Grande da Cinuzza! fuori! Grande, c'è un posto, sì! Ma che cazzo di giocatore, ma no! Però siamo 1-1. Oh, rigore! Rigore! E chi dà molto, bistecchino! Rigore! E che sei? Che è stata preuvita? Fiorentina ti preuvita e cazzo! Che la ancora però. Aspetta, vabbè. Tanti di. Ma lo tira via, Mertens, a me. Cinuzza. Poi. La mia sensazione è che Mertens abbia pestato, fammi vedere un po'. È fuso. Che pezzo di niente! Non c'era rigore! Guarda là. Ho fatto un... Wow! Che tuffatore! Lancio rigore. Aspetta! No, gli era dato. Ma gli ha già dato, non va a vedere il VAR. No, è andato così. E Mondino lo stanno guardando. Beh! Lo stanno riguardando. Ah, lo stanno riguardando. ora dici. Secondo me non glielo danno. Parte Insigne. Destro. Vai! Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e la mia moglie. Allora, siamo qui per parlarvi della partita di Fiorentina-Napoli, l'inizio del campionato. È cominciato il campionato E come è cominciato? di botta, oh, bellissimo, 3 Bellissimo gol in proprio. un tempo. Non Tre mi gol- riferivo per niente a quello, comunque. Vabbè, Bello però proprio. ci sono stati 3 gol in un primo tempo emozionante perché ci sono stati capovolgimenti dopo, no? Sì, ma prende al 7° minuto un rigore contro Sì. e andava sotto 1-0 proprio. Sì. Un inizio calmacio. Ma la Fiorentina è partita subito dal raggio, cioè Ma infatti. 1-2 ci ha fatto in 7 minuti, Ma calcio di infatti. rigore e ha fatto gol. Ma nonostante prima del gol la Fiorentina era partita molto più veloce di noi. Ma Noi- la prima mezz'ora noi proprio. Sì, nella Eravamo mezz'ora la ancora Fiorentina ha tenuto il pallino del gioco, diciamo le cose come stanno, ha tenuto il pallino del gioco e anche in velocità, erano più veloci di noi in possesso palla. Noi dovevamo secondo me cominciare a, come posso dire, a cominciare a correre e prendere mano del gioco, cioè piano invece piano. ce l'avevano riscaldare. loro. Sì, ormai. sì, abbiamo cominciato a rilento e siamo andati a... Ma noi capito? sempre così, siamo diesel, siamo un motore Sì, diesel. se cominciamo va- piano piano e poi perché all'inizio partita come posso dire, non ce la facevamo a stare nemmeno dietro ai giocatori loro, No, cioè proprio di corsa zero. si metteva fallo a ogni possesso, diciamo a ogni giocatore che andava in velocità verso la porta ci metteva in difficoltà e noi si metteva fallo Sì. per non andare in difficoltà perché sennò andavano in porta e ci facevano qualche altro gol e noi per evitare si metteva fallo. Abbiamo fatto 3-4 palle all'inizio almeno, 4, cioè 4 se non 5 falli all'inizio e ci è andata di lusso. Ci hanno ammonito Allan, cioè qualche fallo di troppo. Però poi siamo venuti fuori noi, dopo mezz'ora però siamo venuti fuori L'ultimo noi. quarto d'ora, anche perché la Fiorentina vedrai non è che può prestare Ah, così appunto. sempre.
E chi ha fatto quello sul rigore? Pulgare, che ci ha pulgato, il nuovo giocatore della Fiorentina, vabbè, sul calcio di rigore. Poi noi, diciamo, dopo la mezz'ora siamo venuti fuori, abbiamo fatto gioco, abbiamo creato più della Fiorentina, Sì. perché a quel punto sembrava anche un pochino stanca la Fiorentina, o eravamo noi che siamo venuti fuori No, e erano un l'abbiamo po' tutte e due le cose. Poi un bellissimo gol Sì, di perché Mertens da fuori area ha ribaltato proprio. Sì, cioè la partita verso il verso nostro, perché quando ha fatto quel Mertens la Fiorentina è calata proprio di ritmo e noi siamo venuti fuori, Esatto. noi l'abbiamo schiacciata la Fiorentina e è venuto un rigore che non c'era, dai, il rigore di Madonna. Mertens Cioè, queste... live sembrava Sì. strarigore proprio subito. Ora rigore. aspetta, lo sta facendo rivedere. Eh, Però sì. un po'. No, è Ah, ma l'ha Mertens. tirato. No, Sì, è Mertens che si è mette buttato. il piede sul Sì. polpaccio di quell'altro che lo stava a togliere. Cioè, ce l'ha ste furbate, Mertens, ma l'ha non fatto so più se è di una proprio una partita. furbata perché è stato troppo veloce. Cioè, lui non poteva sapere che quell'altro toglieva il piede. Vabbè. È stato un caso. Vabbè, ma Però si il vede rigore che non c'era. lo cerca proprio. Ma che lui stava a guardare la palla. Ah, vabbè. No. Insomma, vabbè, però è c'è stato questo un caso rigore che non secondo c'è. me, però il rigore non c'era. Non c'era. Essere onesti non Quello c'era. della Fiorentina c'era, comunque, però diciamo il risultato secondo me sarebbe stato giusto un primo tempo 1-1, dai. Sì, no, la vittoria non... Non ne da nessuna delle due parti, perché per quanto abbia tenuto il pallino del gioco la Fiorentina, non è che abbia creato chissà cosa, non No, però appunto Invece noi abbiamo noi- ribaltato con un bellissimo gol di Mertens e lì doveva rimanere. Sì, secondo me Sì, il era rigore una partita non molto c'era. equilibrata, doveva rimanere sull'1-1. Esatto. Però io mi piglio su 2-1, non so vabbè, di se butta sicuro via- scontento. se butta via Il 2-1 niente. ci fa comodo a noi, no? E pigliate questi due bistecchini a fine primo tempo. Vabbè, Ci vediamo a fine partita, ragazzi, sempre forza Napoli. a dopo. A dopo. Ma guarda là, ma come cazzo si fanno un bucato? Porca puttana, nessuno marcava. Ci aveva provato il primo tempo, il gigante serbo prende l'ascensore. Ah, Tutto va a capo. Un'altra volta. va. Vai! Ehi! Grande Galletti, vai! E così è va gol, grande Cagliacon! Grande! Vai, José! Grande! Aia. Oh! Oddio, palo gol, perché? Vai, cazzo con la faccia. Madonna, che cazzo con la faccia su gol. Madonna, potendo, veramente, palo gol. Mamma mia. Dai! Oh! Vai! Sì! 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 Vai Insigne! Ma che palla l'ha data Cagliacon! Che palla al bacio gli ha dato Cagliacon! Grande Cagliacon! Ti amo Cagliacon! Ti amo! Miseria, che cavolo di Ti amo. partita! 4-3 per il Napoli. Madonna, Porca veramente. miseria! Sto morendo! Ma che cazzo di palla l'ha data Cagliacon! Favoloso! Bentornati amici, allora la partita è finita, 4-3 per il partita. nostro Napoli. Che partita, raga! Ecco, vai Cimuzzo, si sta salvando. Allora, il Napoli comincia male anche il secondo tempo, perché siamo entrati come il primo tempo. La Fiorentina ha avuto il pallino del gioco, poi piano piano ci siamo sciolti come nel primo tempo e siamo venuti fuori. Ma anche nel finale abbiamo rischiato, perché la Fiorentina è rivenuta fuori come inizio secondo tempo. Eh sì, noi abbiamo dominato un po' di più nella fase centrale, una volta che siamo andati sul 4-3 abbiamo cercato di ammazzare un po' la partita, Sì. però sul finale la Fiorentina si è rifatta sotto, specialmente con quell'occasione di Ribéry e quel fallo che secondo me era fuori area. Quindi non c'era rigore, però doveva esserci punizione da... Sì, doveva esserci punizione dal limite Essere dell'area. onesti, secondo Dal me. limite dell'area. Perché sì. il braccio glielo prende quando è fuori, inizia a cadere che è fuori, poi cade in aria, Ribéry. Però all'inizio il fallo Sì, era ma fuori. era al limite, punizione al limite dell'area per la Esatto, Fiorentina. secondo ci me sta. doveva starci Comunque a livello di gioco, di possesso palla, dopo il 4-3 che abbiamo fatto noi, praticamente abbiamo gestito bene la palla, abbiamo tormentato il gioco come sappiamo fare noi.
Però nonostante ha addormentato il gioco, quando la Fiorentina ha inserito anche Ribéry con Boateng che aveva inserito, Sì. che ha fatto un gran Madonna, gol che Boateng, palo gol. comunque il nostro Napoli ha giocato molto a memoria, anche sui gol fra Callecon, Insigne, Mertens che si spostavano uno con l'altro e si trovavano a memoria. Ma Callecon che partita t'ha fatto pure stasera? Vero. Che andava da tutte le parti, correva dietro, riprendeva il pallone, ha fatto gol e ha fatto anche assist a pennello per Insigne. A onore della Fiorentina bisogna dire però che hanno giocato una partita molto bella anche loro. Sì, la partita nel complesso è stata molto bella, molto giocata da entrambe le parti, è stata decisa dai piloti. Sì, bellissima partita, hanno vinto gli attacchi rispetto alle difese Sì. questa sera, perché tantissimi gol, 7 gol, ci hanno fatto divertire sia la proprio Fiorentina. col botto, poi gol, contro gol, rigol, ricontro gol, proprio a E devo tutti dire che quest'anno la Fiorentina mi piace come squadra, perché c'ha dei giovani interessanti avanti, corrono, c'ha Chiesa, c'ha Vlahovic, insomma c'ha tanti nomi interessanti lì avanti, che Castrovilli, insomma, Esatto. bei giocatori, c'ha veramente dei Hanno bei giocato giocatori. davvero Bulgari bene. che ha fatto gol. Devo dire che quest'anno secondo me voglio già buttare avanti, farà meglio dell'anno scorso, questo di sicuro. beh, non è C'ha- che ci va tanto in realtà. Si vede già che è una squadra molto migliore rispetto all'anno scorso, la vecchiamma. Ecco. Insomma, merita la Fiorentina perché ha fatto una buona prestazione, ma meriti di più a noi che abbiamo vinto, che ci I voleva 3 sta punti non si vittoria. buttano via. Infatti, 3 punti, eguagliamo, raggiungiamo la Juventus a 3 punti, a quota 3, e ora la prossima settimana scontro diretto Subito. vai! Mazzate Qui subito. siamo a vincere a Torino, subito, due partite 6 punti. E come vi avevo detto amici, che ha detto Napoliella nel video scorso, 2 partite 6 punti, oppure 4. 3 l'abbiamo presi, ci manca un punto. Guarda, Napoliella, sta tua a quota, occhio, ma l'occhio per sempre che fanno occhio, che aiuta per. Insomma, sì, sto rivedendo il gol, bello il gol anche di Milenkovic, difensore della Fiorentina, sì, del primo tempo. Dai, è stata una partita combattuta, alla fine l'episodio un po' hanno deciso un po' la partita, hanno condizionato sì, la partita, anche se diciamo a livello di centrocampo il nostro Napoli era più superiore a quello della Fiorentina, diciamo, sì, appunto, si è però, visto. Dipende anche dalle fasi della partita, non Sì, sempre. Quindi- anche Mertens ha fatto una grande partita e anche grande furbata. punto. Fatemi sapere voi se questa Fiorentina meritava la sconfitta o quantomeno il pareggio, che forse sarebbe stato il risultato giusto. Onesto. Però io mi piglio sta vittoria da napoletano, godo come un coniglio ingrifato. Godo come un coniglio ingrifato. Questo è, con le carote in bocca. Mozzica la carota, Fiorentina. Hai finito? Vabbè. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate della partita nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale e del Ciucciariello che andrete in sfera ne ha. Grande Ciucciariello. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e Muglierma e Forza Napolès!